Pensavate che si spogliassero loro? Sinceramente anch'io. Questo è lo strip cabaret di Pedizzu. Ogni battuta che voi non ridete Ci toglieremo l'indumento. e ci vedrete nudi come ci ha fatto mamma. E ridete perché mamma mi ha fatto una chiave. Il ritmo, guarda che muscoli, guarda, e qualche coscia. E lo so, la devo finire con la maratona. Pure con cannellone. Vado con la prima battuta. Fino a poco tempo fa non sapevo nuotare, ma grazie ad Equitalia ho imparato immediatamente. Perché? Ma hanno mandato a mare con tutte le panne. Data. Mi hanno mandato a mare con tutti i panne. Mi hanno gettato a mare vestito, cioè metaforicamente significa persona che ha perso gran parte del suo denaro. Spero che domani a casa ti arrivi una cartella dell'Equitalia, va a fa mucco. Ehi, bambola! Da quando sono entrato non mi hai tolto gli occhi da dosso. Non posso essere solo tu, non posso fare il tuo amante. E sai perché? Ci entri dall'armadio. Senti questo. Oggi c'è confusione e disoccupazione. Purtroppo è vero. Mia mamma si è presentata col Kamasutra e mi ha detto voglio, ho fatto una posizione. E vai con il primo indumento, vai! Ehi, bambola! Vuoi fare sesso con me? Sì, dai, facciamo qualcosa di sexy. Tieni, queste sono delle manette, legami! E che sei una corda, un piccolo. Ne faccio un'altra. Ma perché ti stai spogliando? Conosco la battuta, mi sto anticipando. Tieni 2 batterie? Che devi fare? La mia ragazza mi ha scaricata. Lo sapevi? Tieni, baby, te la regalo. Sentirai l'odore della mia carne. Lavoro in domicilio. Bambola, di fa te, mi vuoi e puoi, usami come tutte le altre donne, puoi trovarmi per strada dalle 22 a mezzanotte. Hai capito chi sono? O bidone Ramunezza. Stai esagerando con questa risata. Ti devi divertire, ma non risata ragazzino. Vediamo di finirla, è meglio che faccia la battuta. Vai, che è meglio. Il riciclaggio è importante, con 400 barattoli di pelati si fanno pentole, con 600 pelati si fanno bici. Poi con 1000 pelati. Si fanno chiudere i barbieri. Ho combinato. Addirittura bussa della spazzatura. E dopo questa battuta ci dobbiamo solo buttare. Adesso si spogliano loro. E no qua, andiamo, bambole.